Chiumenti, adesso c'è una palla recuperata di Prandin, c'è da sottolineare l'ottimo, c'è una buona circolazione per Perugia, adesso c'è un buon tiro per Francesco e la mette. Una palla persa da Casal Pusterlengo e alla fine c'è il canestro e Marino scarica sull'esterno il tiro da 3 e la tripla. Si propone Costantino Cutolo, grande assist e gran canestro di Costantino Casal Pusterlengo, lo scarico su Vencato, il tiro da 3 di Vencato e guardate Marino in 3 su di lui, Bellina, attenzione al tiro da 3 di Bellina e guardate Umberto perché l'accoppiamento, bravissimo Francesco di Sant'Antonio che è liberissimo, va a realizzare, l'ha recuperata ancora da Aramenghi, da Meschini, il tiro e la tripla sul pallone di Marino, l'arresto del tiro da 3. Sant'Antonio va sul pitturato, Simone Bonamente al tiro, il canestro. Sant'Antonio si propone per il passaggio, Davide Poltoneri, l'arresto del tiro, la tripla di Magic! Incredibile! Un altro nelle sue mani, c'è un 2 su 2, non conta più nulla. Non compromette la sua grande partita. 1 su 2 per Francesca Sant'Antonio, è più 5 Perugia, è più 5, è finita, Perugia conquista una fantastica vittoria e finalmente vediamo i sorrisi, la gioia sui volti dei biancorossi. La Liomatica era una squadra molto viva, le 4 sconfitte non volevano dire niente, lo sapevamo, avevamo preparato la partita sapendo che Perugia avrebbe messo in campo tutto perché è una squadra viva, come lo siamo anche noi. Dovevamo essere più concreti nei primi 2 quarti dove abbiamo fatto noi la partita, e invece anche episodi, situazioni, e dovevamo avere maggior vantaggio. Poi la partita è nata un po' sulla bagarre, un arbitraggio che non ha penalizzato noi o Perugia, un arbitraggio che non ha fatto capire niente di pallacanestro a nessuno, e questa è la cosa più grave, con l'antisportivo fischiato perché non sapeva più cosa inventare lì, cosa era terra, però anche questo colpa nostra, in cui noi dovevamo essere più freddi, dovevamo fare le cose fatte bene negli ultimi minuti e usare l'esperienza, invece è stata più brava Perugia. Abbiamo fatto una grandissima partita perché loro sono una grandissima squadra e li abbiamo tenuti a 58 punti senza Giacomo, con un contributo finalmente di sostanza e anche di qualità dei ragazzi giovani, perché hanno fatto veramente stasera sostanza e qualità, e questo deve essere il punto di partenza nostro. E non è detto che poi da qui sarà tutto più semplice, però è un'iniezione di fiducia che ci serviva per capire che abbiamo diritto di cittadinanza in questo campionato.